attenzione che qua siamo sempre a rischio, diciamo, innesco, ma è il bello del live. Infatti, vedo che adesso si è messo l'armonica. Ti Quindi- piace te quando vedi che c'è la chitarra, armonica? Ne approfitto per far vedere l'album appena ritirato da Officina Sonora qua a Torino. Che si intitola? Attenzione. Aria straordinaria, e questa si intitola Aria straordinaria, quella che suonerò adesso. Ecco, nel disco però i pezzi sono fatti solo voce chitarra oppure c'è... No, nei miei dischi c'è sempre un arrangiamento, infatti saluto il mio produttore arrangiatore Martino Vergnano di Giaveno, come me, e noi vabbè di solito arrangiamo chiamando un bassista, un batterista, poi lui ci fa degli arrangiamenti di tastiere o di chitarre, insomma quello che ci viene sul momento. Però questo album ha la particolarità di avere un arrangiamento bandistico, quindi bandistico. la vera e propria banda di paese. Infatti, non so, magari mi chiameranno a qualche funerale a Giaveno, non lo so, per suonare. Beh, ecco, qualche festa, qualche festa. sì, Cioè, qualche solo che festa poi di muoversi paese. dal vivo con la banda diventa un po' complicato. Quindi... Sì, ma più che altro registrare, no, ammetto che abbiamo registrato tutto noi con dei suoni campionati ovviamente, però un live vorrei proprio farlo, infatti sto contattando la banda per suonare proprio in piazza Giaveno e sarebbe molto bello, sì. Allora, tienici aggiornati e adesso ascoltiamo invece questo brano, diciamo appunto come spesso diciamo qua in bianco e nero, diciamo chitarra e voce. Sì, Aria straordinaria. Aria straordinaria, Stefano Turolla qui al Salotto. Quando mi sento scoraggiato nel meccanismo del mio lavoro, ripenso sempre al tuo sorriso e apro la finestra sul giardino e respiro l'aria straordinaria. Respiro l'aria straordinaria. Quando ti senti un po' sfruttata da questo mondo con i suoi inganni, non far svanire il tuo sorriso mentre passeggi sola per Torino e respiri l'aria straordinaria. Respiri l'aria straordinaria, ossigeno libero dall'inquinamento, ossigeno libero da ogni tormento e spicca il volo con me nell'aria straordinaria.
scoraggiato, ripenso sempre al tuo sorriso e vivo. Grazie. Stefano Turolla, questa era Aria straordinaria e Vito, direi anche straordinaria è stata la figura di Gino Santercole che questa sera vogliamo Sì, ricordare esatto, che sei infatti, venuto. Gino Santercole l'ho conosciuto dai più come nipote di Celentano, ma in realtà grande musicista. Lui ha iniziato come chitarrista nel gruppo che accompagnava Celentano, i Ribelli, Ribelli. con cui ha inciso una serie di 45 giri, e poi ha debuttato come solista con una cover di un classico americano che era Stella d'Argento, la versione in italiano, Sì. che è stata una canzone di gran successo, come anche la successiva che era Questo Pazzo Mondo. Questo vecchio Pazzo Mondo, che era una cover anche questa di Evo Destruction, ma tra Gino l'altro Santercole è stato anche autore per lo zio. è stato come autore tu per pensavi, Celentano, sì, sì. certo, Una carezza di un pugno, Straordinariamente e Svalutation sono i tre pezzi più noti, scritti appunto per quel che riguarda la musica da Gino Santercole, adesso che proprio, solo l'ultima cosa, che proprio una ventina di giorni fa aveva pubblicato il nuovo album che si intitolava Io non sono Adriano, con riferimento chiaramente allo zio, e che purtroppo doveva venire qui a Torino a presentarlo a fine giugno, ma ci ha lasciato improvvisamente, infatti. Ci ha lasciato prima. Io appunto non so se Stefano tu è un artista che seguivi, che adesso tutto il mondo di Celentano, del clan, però sicuramente Gino Santercole è stato uno dei più rocker, diciamo. Lì in mezzo è anche una figura che ha partecipato anche a diversi film di Celentano, per esempio in Yuppidoo e in altre, quindi insomma lo ricordiamo con grande affetto. Sì, poi tra l'altro volevo dire che Svalutation l'aveva reincisa proprio di recente con i Fratelli di Solida, un gruppo nostro concittadino, per cui infatti io e Bobo purtroppo non poteva venire questa sera perché anzi ci saluta e chiaramente si unisce a questo nostro piccolo ricordo che facciamo. Stefano, scusa se ti abbiamo un po' interrotto, però immagino che, come dire, sia un personaggio della musica italiana che, al di là del fatto che magari uno magari conoscesse tutto meno, però sicuramente è un personaggio importante. Allora noi ci siamo presi questo piccolo break e anzi ti dico, invito anche te, questa domenica qua c'è la festa del Lab, fa 15 anni, c'è un parterre, diciamo, di ospiti dagli Statuto, Paranza del Geco, Robo Lallo, poi ci saranno tante sorprese, quindi sei invitatissimo anche tu a venirci a vedere. Adesso proseguiamo però ad ascoltare quello che invece sono le tue canzoni, il tuo nuovo viaggio, abbiamo un po' con la banda, dicevi prima, no? Quindi sì. adesso le ascoltiamo qui solo chitarra e voce, però in realtà tu le hai anche arrangiate con una situazione bandistica. Esatto, sì, una vera banda di paese. E niente, il prossimo brano si intitola Baffi, è dedicato ai miei baffi, Dedicato ai tuoi è un pezzo d'amore un po' ironico, perché io, diciamo, non ho mai portato i baffi da un anno a questa parte, perché ho girato un video e da lì non sono più riuscito a tagliarli, quindi ormai penso me li porterò forse per sempre, non so. Quando si comincia col baffo non si torna più indietro, Vito, non so se tu l'hai già fatto. Va bene, questa Baffi, Stefano Turolla qui al salotto. Oggi come oggi ad avere i baffi ci va personalità. Dici che sanno di vecchiaia, di gente poco seria della malavita. Mi fai tornare ai 70 con Renato Vallanzasca sull'alfetta con giacca e cravatta, gli occhiali scuri e la sigaretta. Vorrei metterti a 70, vorrei metterti a 70. Mai, mai, mai io mi taglierò i miei baffi per te. Mai, mai, mai io mi taglierò i miei baffi per
preferivi la mia barba incolta, che non mi baci più come una volta, che poi mi lascerai un'altra volta per colpa dei miei baffi innocenti, compagni fedeli, leali e sinceri, al contrario di te, che vuoi la moda e non me, e non me. Mai, mai, mai io mi taglierò i miei baffi per te. Mai, mai, mai io mi taglierò i miei baffi per te. Oggi come oggi ad avere i baffi ci va personalità. Grazie. Stefano Turolla, questo brano che io e Vito immaginavamo arrangiato anche un po' alla Avevamo già Crosby, armonizzato alla Crosby, Still Nash. che Sì, doppia beh, baffi se ne intendevano Sono anche un loro, amante di Neil Young. Vedi che le abbiamo beccate alla fine tra le pieghe, vedi che si vanno a scoprire i riferimenti. Allora, intanto Vito, io volevo ricordare che noi ci vedremo questo giovedì al Meglio di Esatto, Robaforte, meglio di roba forte, dove- in cui sarò con gli altri due compagni, con tutti i poveri illusi, e parleremo del nostro album. del vostro album che ce l'abbiamo qua, guarda, fallo vedere. E che si mettilo lì, intitola qua in Poveri quadro, illusi and Friend, pieno di tanti stringe. ospiti. Beh, eccolo, quindi ci Eccolo sarete qui. e sarete, diciamo, anche con una versione con il coro, ci vedremo Sì, il giovedì. faremo un pezzo con un coro, il coro Vocal Chess diretto da Robertina Magnetti, che ben conosci, Quindi- e che canteranno appunto un pezzo dell'album, Il bambino povero, lo anticipiamo. il famosissimo Il bambino Famosissimo povero. Il bambino Il bambino povero. Esatto. Quindi diciamo questo giovedì è imperdibile. Un altro Birrificio motivo per con Sommelier. Birrificio E come con- dice il dottor Lo Sapio, ingresso gratuito, ma la è prenotazione è consigliata, consigliata. anche perché sarà un evento veramente particolare. Allora Stefano, immagino che tu quest'estate avrai poi altre date, altre cose, consigliamo di andare sulla tua pagina Facebook chiaramente Sì, per certo. seguire insomma, tutto lo svolgersi e l'avvenire di quello che insomma stai per combinare. E noi con che brano ci saluti qui dalla Piazza Beh. Vittorio, che adesso sembriamo quasi, diciamo, tornati